La Monserrato vince lo scontro diretto con il Porto Torres e vola in vetta al girone D del campionato regionale allievi. La squadra sassarese risolve nella ripresa una gara equilibrata in cui i rossoblu ospiti hanno tenuto testa all'avversario, dimostrando di essere squadra solida, capace di imbrigliare la manovra dei padroni di casa, privi di alcune pedine fondamentali. La Monserrato di Lorenzo Pedoni scende in campo con Carpentras, Turchi, Cubeddu, Del Rio, Chiodino, Sanna, Testoni, Mascherona, Carta, Pedoni e Fiori. A disposizione Nicoletti, Addis, Rassu, Pisoni, Ravot, Muresu e Porcu. Il Porto Torres di Fabio Chessa risponde con Mura, Loi, Dessì, Daniele Guadagno, Solinas, Sanna Matteo, Muresu, Bidao, Salaris, Nocco e Mannoni. In panchina Fara, Melis, Sanna Mauro, Cavita, Guadagno, Azzicca e Porqueddu. Arbitra Pudda di Alghero. Si gioca a bancali, giornata soleggiata, discreta la presenza di pubblico. Monserrato in casacca biancoceleste, Turritani in divisa rossoblu. Primo tempo molto tattico, le squadre cercano di non scoprirsi più di tanto. Il primo affondo è degli ospiti, Nocco libera il tiro Salaris, che manca il bersaglio da 2 passi. Dalla bandierina arriva l'altra insidia di una prima frazione che si chiude senza pericoli per la porta ospite. Dopo la pausa la Monserrato trova le contromisure e comincia a rendersi pericolosa. Il gol che sblocca il risultato nasce da un rapido contropiede che mette Testoni davanti al portiere. Il sinistro del numero 7 non lascia scampo all'incolpevole Muda. Incontenibile la gioia del giovane sassarese che si toglie la maglia e si becca la munizione dell'attenta direttrice di gara. Mister Fabio Chessa corre ai ripari e fa entrare forze fresche. Proprio in entrato Mauro Sanna trova lo spiraglio giusto, ma Cubeddu è superlativo e allontana il pericolo. La Monserrato non si fa pregare, alla minima occasione passa ancora al termine di uno scambio tra Tamponi e Mascherona, che si incuna in mezzo alla difesa e trafigge ancora l'estremo difensore ospite. 2-0 partita segnata. Il Porto Torres prova a recuperare, ma non è giornata per i vicecampioni regionali in carica. Sul passaggio filtrante di Sanna l'arbitro fischia un fuorigioco che evita il possibile gol che riaprirebbe la partita. Finisce 2-0 per la Monserrato, il primato cittadino per ora è di Montelepre.